Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi voglio dare un altro aggiornamento di calciomercato perché il Napoli si interessa fortemente a un talento che gioca in Turchia. Attenzione perché un nostro ex, il nostro Mertens, potrebbe fare da intermediario per facilitare l'arrivo di questo grandissimo giocatore turco. Detto questo, prima di continuare a scoprire tutte le ultime mosse di mercato del nostro Napoli, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Come sapete, dopo l'addio di Kvaratskhelia a gennaio e con le possibili partenze di Simeone, Okafor e Ngonghe in estate, il Napoli dovrà assolutamente tornare sul mercato nel reparto avanzato. Pedulla fa il nome di un vecchio pallino, un giocatore del quale vi avevamo già parlato noi dei signori di Napoli recentemente, ovvero Alper Yilmaz, l'esterno d'attacco classe 2000 che si sta mettendo in luce con la maglia del Galatasaray. Secondo quanto riferisce il noto giornalista esperto di mercato Alfredo Pedulla, a fare da intermediario, attenzione signori, sarebbe il nostro Mertens, suo attuale compagno di squadra nei giallorossi di Istanbul. L'ex giocatore napoletano avrebbe garantito sul carattere e sulla professionalità del nazionale turco, così come secondo Spox, noto giornale locale, sarebbe arrivate garanzie in tal senso anche, pensate un po', dal CT delle mezze lune, il napoletano Vincenzo Montella. La valutazione del Galatasaray per il cartellino di Yilmaz, che in questo campionato ha già messo a segno 10 gol in 27 presenze, si aggirerebbe sui 35 milioni di euro. Manna ha già allacciato i contatti con l'entourage del giocatore turco per capire la fattibilità dell'operazione. Cosa molto interessante che potrebbe fare al caso giocare a favore del nostro club è che il Galatasaray vorrebbe provare a trattenere Victor Osimhen a titolo definitivo e per farlo avrebbe bisogno di reperire la cifra della clausola rescissoria 75 scusate 75 milioni di euro. Di conseguenza il vendere a titolo definitivo Yilmaz potrebbe portare nelle casse del club turco fondi necessari per provare a trattenere a titolo definitivo Victor Osimhen, che comunque in Turchia si sta trovando molto bene. Detto questo, signori, ditemi cosa ne pensate di Yilmaz, se conoscevate questo giocatore turco, attivate la campanella delle notifiche, mi raccomando, abbiamo pubblicato un sondaggio nella nostra community, diteci la vostra e ovviamente chiedeteci nei commenti tutto quello che vi interessa sul calciomercato del nostro Napoli. Grazie per essere stati con noi.